Pronto? Buongiorno, signor Ignazio. Sì? Piacere, sono Ema, signore, la ragazza d'aerea che abbiamo lasciato di fare la valutazione per quanto riguarda la luce. La luce? Quale luce? Sì, per quanto riguarda energia elettrica. La luce elettrica. Sì, lei riesce a procurare una bolletta e lo faccia il preventivo. L'ho letta stamattina. Oh, vediamo. So. Chi l'ha fatto Come? il biciocolo? Non ho capito. L'ha fatto stamattina il biciocolo? Cosa avete fatto stamattina? Scusa? L'abbiamo disincastrato perché ce l'avevo incastrato nel conchino stamattina. Avete fatto il contratto con un altro fornitore? No. Ma cosa avete fatto, scusa? Praticamente codando, capito? L'abbiamo disincastrata e così, perché la bambina si è messa a frugare, capito? E allora, come l'ha frugata, gliel'ho detto io e l'ha disincastrata, perché era nella pillona, capito? E codando, lei gliel'ha detto di codare così. Infatti io non ho parlato con nessuno per quanto riguarda questa casa. Io lo sto chiamando, signore. No, dico, solo un attimo, perché non lo capisco di nulla, infatti, sì, dimmi. No, perché per sapere se l'aveva codato lei. Come? È codato lì da lei? Allora, io chiamo per conto di ERA, signore, ERACOM. Siamo fornitori all'ingrosso di energia elettrica che diamo la possibilità di pagare meno per quanto riguarda la luce. Sì, sì, capito. Ecco, quindi lei per quanto riguarda la luce con quale fornitore si trova? Con Enel? Nel distributore di fronte a casa, Agip. Come? Nel distributore di fronte a casa, Agip si chiama. Acea? No, Agip, c'è Tonino, quello bassottino che vende le bombole. Ce l'ha presente? Ma la luce lei con quale fornitore ce l'ha la luce? Con Tonino dell'Agip. Come? Guarda, Tonino è piccolino, bassottino, qua che è separato, la moglie aveva un negozio di alimentari. Ce l'ha presente? Infatti non lo capisco. No. Allora mi sta dicendo per quanto riguarda la luce, con quale fornitore si trova lei? Col fornitore qua di fronte, Agip si chiama. Agip. Ma lei c'è va a Tonino. prendere una bolletta, signor Ignazio, va a prendere una bolletta. La chiedo a Tonino come rientra, me la faccio dare, gliela faccio dire a lei. Ha presente? Perché ce l'ha Tonino, ha presente? Quel ragazzo robusto che ha la moglie che aveva un negozio di alimentari, qua che faceva offerte 3x2. Capito? Non ho capito, mi puoi ripetere? Ho detto che la bolletta ce l'ha Tonino. Sì, allora la bolletta che cosa? Ce l'ha Tonino, ma mi prendendo in giro. No, non capisco cosa sta dicendo. Allora, glielo sto dicendo, ma lei mi dice che non mi capisce, io gliela sento io. Allora, lei l'altro giorno che era codando, lei era codando l'altro giorno. Io chiamo per conto di Eracom. Sì. Codando. Sì. Dica. Invece lei si trova con chi? Scusa? Con Agip, Tonino. Sì, giusto? Sì. Eia. Sì. Allora, ce l'hai la fattura in mano? Ignazio? No, ho la pillona in mano, però non c'è per leggere qui, perché c'è Tonino, capito? Lei mi chiama, ma io voglio una fattura intera. No, questa la pillona ce l'ha a metà, capito? Lei se mi chiama dopo, quando c'è Tonino, glielo faccio Sì, ma verso che ora allora? Mezz'ora, come rientra. Mezz'ora. Perché lui c'ha l'Aggi, capito? Ok, alle 1? Alle 1...
È un Sì. quarto? Eia, Facciamo sì. così? Eia, Allora, lì mi devi cercare... numero 1. Va bene. Eia, Benissimo. Lì mi devi numero 1. cercare una fattura Sì. intera, va bene? Lei però la fa accordare, però. Sì, stiamo parlando di pagare di Sì, meno, sì, signor certo, Ignazio. lei si fa Certo. accordare, lei una volta che si fa accordare, con la bolletta sta a posto. Sì, ecco, lei Sì. mi deve cercare questa bolletta, io sì, ti faccio un certo, confronto, certo. una valutazione, Certo. così di guardare anche lei quando va a pagare con noi e poi per quanto riguarda il passaggio facciamo noi, va bene? Tranquilla, che già si fa. Benissimo, ci Chiama sentiamo Tonino allora. e la faccio parlare con Tonino dopo, va bene? Va Vabbè, bene, lei grazie, si fa ci sentiamo dopo faccia allora. accordare. Va bene? Va bene, ciao. Arrivederci. Ciao.